È nato un po' per scherzo perché sono sempre stato appassionato dei cavalli, ho avuto una fase diciamo problematica fisica nelle quali non potevo salire a cavallo e per questo ho preso il primo TPR. Da lì è nata la passione e non mi sono più staccato. È un cavallo che ha caratteristiche particolari, il cavallo agricolo italiano, che fa questa attività di tiro rapido pesante, insomma. Certo. Lo dice il nome stesso, è un cavallo da tiro pesante e rapido, significa che può fare dei grossi sforzi, può tirare dei grossi pesi, però nonostante questo ha anche delle andature molto agili e che lo portano a prestarsi ancora di più al tiro, che possa essere da lavoro o solamente anche per piacere, tipo una carrozza. Che indole ha questo tipo di cavallo? Parliamo di un cavallo da sangue freddo. Quindi è un cavallo che proprio caratterialmente si presta ad essere utilizzato e ad essere addestrato per quelli che possono essere i più svariati utilizzi, dal lavoro alla carrozza a tante altre attività anche con rapporto con i bambini ad esempio. Allora, la mia passione inizia nel 2013 quando Massimo mi regalò Giara. A che iniziai inizialmente a fare dei giri a sella e poi le addestrammo a carrozza. Successivamente eravamo un po' stanchi di quest'idea del cavallo da tiro utilizzato appunto solo per passeggiate per il tiro e volevamo sfatare anche un po' il mito che fosse il solito cavallo definito tra virgolette da carne. E così per fare qualcosa di alternativo Massimo mi lanciò l'idea, vedendo altri comunque artisti professionisti fare questo tipo di attività, provare a prendere spunto e iniziare a portarlo sulle mie. È una cosa un po' diversa perché non siamo in molti a farlo con dei cavalli da tiro, ecco. Allora, questa disciplina l'ho imparata inizialmente le basi da Rudy Bellini, che è un artista equestre, e successivamente, dedicandoci tanto tempo e mettendoci comunque del mio, siamo prima lavorando con una sola, poi aggiungendo due e poi tre, siamo arrivate qui.